Tiene, lui è un nigeriano di 37 anni, staziona davanti ai supermercati dove ormai è un volto conosciuto e temuto. Sì, perché molesta i clienti, fa accattonaggio in modo vessatorio e petulante. Basta negargli l'elemosina per vedersi sputare in faccia o insultare pesantemente. E se interviene la sicurezza privata, diventa anche violento. Tante le telefonate al 112 da parte dei cittadini esasperati, tanto che dall'aprile del 2021 sono più di una decina le denunce penali a carico dello straniero che, nonostante questo, continua imperterrito a commettere gli stessi reati, dagli atti osceni in luogo pubblico alla violazione di domicilio, dalle minacce aggravate alle lesioni personali fino agli atti persecutori e al danneggiamento. L'ultima aggressione martedì nel supermercato di Via del Terziario, dove l'immigrato africano avrebbe anche sradicato un tutore in legno che sorregge le piante del parcheggio per poi scagliarlo contro i vigilantes. Una guardia giurata resta ferita e finisce al pronto soccorso di Sant'Orso. Il parapiglia richiede l'intervento dei carabinieri, il palo di legno viene sequestrato dalla pattuglia, il nigeriano viene denunciato per minacce aggravate e lesioni. Scatta il provvedimento di accompagnamento ed espulsione, ora verrà rimpatriato coattivamente nel suo paese d'origine. L'incubo davanti ai supermercati di Tiene è finito.